take me. Ciao da Nicoletta e direttamente dalle aule dell'ospedale di Locarno vorrei farti una riflessione sul comunicare. Quanto importante è comunicare? Quanto fondamentale è dire tutto ciò che sentiamo sia importante, perché molto spesso cosa succede? L'essere umano ha paura di esprimersi, soprattutto quando c'è qualcosa che di una persona non piace. Ti faccio una domanda, di te ti piace tutto, tutto, tutto? Ami tutto ciò che sei? Ami tutto ciò che ti contraddistingue? Ami tutto ciò che ti caratterizza? O c'è qualcosa che potendo, volendo, sarebbe utile migliorare? Perché come non ci può piacere tutto di noi, anche degli altri è normale che non sempre ci piace tutto, però cosa tendiamo a fare? A soprassedere, ad andare oltre, a non comunicare all'altro quello che ci dà fastidio. Però ogni cosa che non viene comunicata nel tempo crea una sorta di radicato senso di malessere. E quindi tutti i non detti diventano debiti anatocistici, ho coniato questo termine dall'anatocismo, diventano degli interessi usurai, costa troppo. Allora, un consiglio che ti do col cuore, perché l'ho imparato sulla mia pelle a dure spese, quando qualcosa ti stona, ti risuona male, non ti è chiaro, comunicalo, dicendo mi costa più dirtelo che non dirtelo, perché è vero, a volte costa di più dirlo che non dirlo. Aiutami perché questa cosa mi fa sentire così. Cos'è che puoi dire? Cos'è quella cosa che non hai detto al tuo compagno, al tuo vicino, al tuo collega, alla tua amica, al tuo amico, al tuo datore di lavoro, che sarebbe utile così comunicare, perché comunicando si stemprano le cose e il mio primo valore in tutto è la comunicazione e quindi veramente sto imparando sempre di più ad esprimere con delicatezza e calma, cosa che non mi erano molto, come si può dire, compagni un tempo. Crescendo si impara con delicatezza, con calma, con amore a comunicare ciò che ho dentro, nel modo più dolce e più incisivo anche possibile. Qual è un non detto che è giusto che tu oggi comunichi? Perché all'inizio è più facile evitare di dire, però nel tempo è più duro continuare a evitare di dire. Ciao, grazie, ciao ciao ciao.